Ai sensi dell'articolo 36 ho fatto la richiesta di sostituzione immediata di Girgenti Acque per gravissime inadempienze contrattuali. Ho chiesto la provvisoria sostituzione del citato gestore con la scrivente amministrazione. Marco Zambuto non si ferma più. In un crescendo rossiniano, il sindaco di Agrigento, dopo aver inviato nei giorni scorsi diffide, mozioni, censure, oggi è giunto a chiedere la sostituzione del gestore privato Girgenti Acque, che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. E lo ha fatto in una lettera inviata al commissario straordinario della provincia regionale di Agrigento, Benito Infurneri, da ieri formalmente anche commissario straordinario e liquidatore del lato idrico. Tra le motivazioni, gravi inadempienze legate al servizio. Nella giornata di oggi ho scritto al commissario del lato idrico chiedendo, ai sensi dell'articolo 36 della convenzione con la quale nel 2007 il consorzio d'ambito firmò con Girgenti Acque il contratto, tenuto conto delle gravissime inadempienze che sono sorte proprio in questi ultime settimane, e devo dire non solo in queste ultime settimane, ho chiesto la sostituzione provvisoria del gestore del servizio e ho chiesto di affidare, per quanto riguarda il Comune di Agrigento, al Comune di Agrigento, per quanto riguarda il proprio territorio, la gestione del servizio. In attesa di arrivare alla risoluzione del rapporto con Girgenti Acque, per il quale stiamo procedendo con tutta la raccolta delle carte e la presentazione formale dell'atto, in attesa, dicevo, della definizione di questa importante procedura, ai sensi dell'articolo 36, alla luce delle gravissime inadempienze del gestore del servizio, che ha compromesso l'igiene e la salute pubblica, alla sostituzione provvisoria del gestore stesso. In questo senso ho chiesto che al Comune di Agrigento vengano ridate le reti perché il Comune di Agrigento possa assumerne direttamente il controllo.